Buongiorno e benvenuti in Cosa c'è di nuovo? Notizie di oggi, giovedì 31 agosto. In regione continua la diatriba tra maggioranza e minoranza rispetto all'emergenza granchio blu. I consiglieri Montanariello e Camani, Partito Democratico, continuano a sottolineare l'esiguità, a parer loro, dei fondi regionali e nazionali stanziati per affrontare la problematica. 80.000 euro da parte della Regione Veneto e meno di 3 milioni da parte del governo Meloni per tutta Italia. Questo per quanto riguarda le economie messe a disposizione dei pescatori che devono affrontare l'emergenza, ma per il momento, continua il consigliere Montanariello, le soluzioni risolutive sembrano buttate a caso, a partire dal consumo sulla tavola, e afferma: nemmeno se tutti gli italiani lo mangiassero tutti i giorni si risolverebbe il problema, senza contare, osserva, del calo a picco del prezzo sul mercato, che non sarebbe un incentivo alla pesca. Per pescare il granchio servono altri strumenti che significherebbero una nuova spesa per i pescatori, senza contare che alcuni attrezzi potrebbero danneggiare l'ambiente e quindi la biodiversità. Secondo i consiglieri Dem, l'unica soluzione consiste nello studiare seriamente, mettendo in campo risorse, il fenomeno e come arginarlo. Per quanto riguarda le nostre lagune, per il momento non sembrano vivere lo stesso problema del vicino delta del Po, ma temono per il prossimo anno. Questa stagione, all'insegna dei granchi, con l'abbassamento delle temperature, dovrebbe volgere al termine, ma non bisogna abbassare il livello d'attenzione. La natura ultimamente sembra riservare sempre nuove sfide. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Sul granchio blu, tema scottante per i danni che sta infliggendo a un intero settore, interviene anche l'eurodeputata Rosanna Conte, la quale ha presentato in Commissione europea un'interrogazione urgente con cui chiede di affrontare il problema con strumenti efficaci, mobilitando le risorse FEAMPA e i fondi della politica di coesione individuati grazie a una sua interrogazione precedente. I danni potrebbero essere incontenibili se non si pensa fin da subito a salvaguardare le produzioni, afferma, e potrebbero finire col riversarsi anche in altri settori, tra cui quello turistico. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga, e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua. Ieri, presso la Direzione Interregionale dei Vigili del Fuoco del Veneto e Trentino Alto Adige, si è svolto l'importante passaggio di responsabilità. Il dirigente superiore, ingegner Giuseppe Lomoro, dopo 2 anni, ha assunto il ruolo di nuovo comandante di Padova, cedendo l'incarico dell'Ufficio per il Soccorso Pubblico, la Colonna Mobile Regionale e il Servizio Antincendio Boschivo dei Vigili del Fuoco del Veneto all'ingegner Cristiano Cusin. Questo avvicendamento offre anche l'opportunità di fare il punto della situazione attuale e futura del corpo. Il direttore interregionale, ingegner Loris Munaro, ha sottolineato che i vigili del fuoco intervengono quando la prevenzione fallisce e ha enfatizzato l'importanza di promuovere la cultura della sicurezza nelle aziende e nelle scuole. Con oltre 30.000 interventi dall'inizio del 2023 e un aumento dei soccorsi per incendi e incidenti domestici, Munaro ha evidenziato la rilevanza del problema sociale. Il dirigente superiore uscente, ingegnere Giuseppe Lomoro, ha evidenziato il ruolo cruciale della direzione di controllo delle attività a rischio di incidenti e nella supervisione delle attività soggette alla prevenzione incendi. Ha inoltre ricordato l'impegno del personale delle colonne mobili dei vari comandi del Veneto inviati in Emilia-Romagna per fronteggiare l'emergenza alluvione. L'ingegner Cristiano Cusin, nuovo responsabile dell'Ufficio per il Soccorso Pubblico
della colonna mobile regionale e del servizio antincendio boschivo, ha preso la parola esprimendo entusiasmo nel ricoprire un ruolo di tale importanza, ruolo che ha già ricoperto come reggente per un anno. Così ha fatto il bilancio del suo lavoro come comandante di Padova, focalizzandosi sull'impegno profuso per la ripartenza post-Covid delle attività del comando come formazione, vigilanza e prevenzione incendi nella provincia patavina. Dopo l'importante tomo sulla grammatica chioggiotta, Renzo Cremona dà il via a una nuova serie edita da Leggio Editrice. Stravedamenti, il titolo della serie, un termine prettamente chioggiotto che indica una limpidezza dell'aria che ti apre lo sguardo e l'orizzonte. E Il Principin, il titolo del volumetto, una traduzione in chioggiotto del ben famoso Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry. La serie vuole proporre il dialetto con un uso innovativo, presentando al pubblico testi brevi e snelli. All'uscita di Il Principin sono legate iniziative e attività in ambito culturale che coinvolgeranno anche i più piccoli, con laboratori nelle scuole. Proprio qui abbiamo delle cozze alla tarantina, cozze con il pomodoro, già così in vaschetta, già pronto. Sono state messe dei crostini, che è un tipico piatto italiano, e del prezzemolo, che dà un senso di freschezza e per il periodo estivo è un ottimo antipasto. Dei Veneto Creators, che sono praticamente degli ambasciatori della regione eccezionale, una campagna pubblicitaria inaspettata ma con risultati enormi. Io ve lo dicevo ancora qualche anno fa e qualcuno mi biasimava, addirittura mi prendeva in giro quando dicevo ci vogliono gli influencer. I creator sono gli influencer, sostanzialmente sono coloro che creano dei contenuti, ci permettono di parlare di un Veneto minore in maniera virale, endemica nella rete che oggi è utilizzata dai giovani per assumere molte informazioni, ad esempio di natura turistica, sportiva, ambientale, e quindi c'è una rete, c'è un network che abbiamo iniziato a creare, ma non è il punto d'arrivo, è il punto di partenza, che crescerà sempre di più e permetterà alla Regione di avere ovviamente questi ragazzi sempre disponibili a collaborare con noi. Già pronti per nuovi progetti? Sì, non posso anticiparlo, ma sarà assolutamente rivoluzionario, direi non solo a livello nazionale ma anche internazionale, perché partiremo veramente con un bel grosso progetto. Io spero che a ottobre si riuscirà a presentare. Mi ha colpito la considerazione di un ragazzo che ha detto di solito le visualizzazioni sono legate a messaggi ironici, però questa volta anche messaggi di contenuto più approfondito sono stati progressivamente visualizzati e sono piaciuti. I messaggi non sono banali, possono essere sicuramente in molti casi leggeri, volutamente leggeri, ma per introdurre dei temi importanti. Penso che la promozione turistica del Veneto minore in particolar modo, agroalimentare, dell'accessibilità, della sostenibilità, temi come quelli della disabilità e molti altri temi sono assolutamente temi che sono stati toccati, a volte anche magari in maniera leggera, ma hanno permesso di essere assolutamente proattivi. 79 milioni di visualizzazioni e 19 milioni di contatti veri non sono poca roba. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, giovedì 31 agosto, è la farmacia Al Lido in Viale Padova Sottomarina, vi saluto e vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti!
Quest'anno alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni, oltre a tutto il necessario per la scuola, grembiuli, zaini, corredi scolastici e quant'altro vi possa servire, teniamo anche i testi scolastici per qualsiasi ordine di scuola, scuola primaria, scuola media, scuola superiore, logicamente su prenotazione, per cui vi aspettiamo.